Siamo con Lucia Prudentino di Progetto Giovani, oggi in Comune a Padova un Info Day, l'unico in Veneto su Erasmus+. Di cosa si tratta? Allora, l'Info Day di oggi è un'iniziativa di Progetto Giovani in collaborazione con la rete Eurodesk e Agenzia Nazionale Giovani e Europe Direct di Venezia e vuole informare appunto sul nuovo programma Erasmus Plus che riguarda l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. In particolare cerchiamo di promuovere i programmi che l'Unione Europea fa a favore della mobilità giovanile in Europa. Quanti giovani, tanti giovani sono interessati a questo progetto? I giovani ovviamente sono tantissimi, questo programma vuole dare a oltre 4 milioni di cittadini l'opportunità di muoversi all'interno dell'Unione Europea per fare un'esperienza di lavoro, di volontariato o di formazione all'estero. Come gestite le numerose richieste? Allora, le gestiamo attraverso uno sportello di consulenza ovviamente gratuito, che è lo sportello Eurodesk, che fornisce informazioni su queste iniziative, su queste opportunità. Naturalmente ci sono parecchie nazionalità coinvolte. Sì, ovviamente il programma specifico riguarda appunto i paesi dell'Unione Europea. Al momento il progetto Giovani, che è un ente di invio e di accoglienza per il Servizio Volontario Europeo, accoglie 2 giovani volontari, Ivo e Patrick, un ragazzo tedesco e un ragazzo spagnolo, che sono qui da noi a Padova a Progetto Giovani a lavorare per circa un anno, resteranno con noi. Cosa andranno a fare i giovani in questo progetto? Qual è come saranno impiegati? Allora, i giovani hanno l'opportunità di svolgere all'estero un periodo di stage, post diploma o post laurea, quindi di formarsi professionalmente all'estero, ma non solo, si darà anche l'opportunità ai lavoratori di poter andare all'estero a seguire dei corsi di formazione o comunque dei percorsi di studio. L'Erasmus Plus vuole anche promuovere quella che è l'educazione non formale, quindi dare anche delle opportunità di apprendimento che non rientrano per forza nei percorsi scolastici o universitari, ma anche di dare delle forme di mobilità, come ad esempio potrebbe essere il volontariato europeo. Come fare la richiesta? Allora, semplicemente io invito tutti i ragazzi interessati a recarsi all'ufficio Progetto Giovane del Comune di Padova e di chiedere eventualmente un appuntamento con lo sportello Eurodesk per ricevere maggiori informazioni e trovare l'opportunità più adatta alle proprie esigenze.